Siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro e Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uffa, i capelli! Oddio, i miei capelli! Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Scopri il trattamento Premier per un capello rimpolpato e ricostruito senza sfibrature. Tuo a €25 al mese. Per la cura quotidiana, Amy ti presenta tutta la linea Kerastase pre-esposizione con olio e crema. Dopo sole con shampoo e maschera. La sera genera lucentezza con l'olio Elixir Ultim. Il tutto scontato del 10%. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Farmacia Masia, Lozzorai, da noi. Informarti viene prima. Elettrocardiogramma, integratori alimentari e tutto per la cosmesi con le linee La Roche-Posay e Dermovitamina. Per il tuo comfort senza rinunciare allo stile, calzature gelato. Comode, confortevoli, riconosciute come dispositivi medici, dal plantare anatomico ed ortopediche. E con la linea Solari Lovren, tutti al mare senza scottature a partire da €9,90. Farmacia Masia, via Roma, Lozzorai. E con il distributore automatico attivo 24 ore al giorno, servizio e riservatezza sono garantiti. Infoline 0782 66 94 67. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario, le news che arrivano dall'Ogliastra. Cominciamo subito con una brutta disavventura ieri pomeriggio per un automobilista che viaggiava sulla strada provinciale che collega Tettini a Perdastefogo. Il furgone sul quale viaggiava ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente, unico occupante del mezzo, appena si è accorto delle fiamme provenienti dal vano motore, è riuscito a fermare la vettura e allontanarsi prima che le fiamme avvolgessero tutto il veicolo. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Lanusei, che ha provveduto immediatamente a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza i luoghi. Durante le operazioni di spegnimento, ovviamente, il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti, ma fortunatamente il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo illeso. Andiamo avanti con Arbatax. Il ponte pedonale in ferro di Cala Genovesi rischia il crollo. Il comandante del porto Mattia Caniglia ha per questo emesso un'ordinanza che vieta il passaggio, viste appunto le condizioni del ponte pedonale in ferro situato tra la stazione ferroviaria e la caletta Genovesi del porto di Arbatax. Condizioni tali da pregiudicare l'incolumità nello specchio acqueo sottostante il ponte. Questo si legge nell'ordinanza. Qualora le unità navali ormeggiate all'interno di Cala Genovesi hanno necessità di transitare al di sotto del ponte ferroviario, dovranno dare comunicazione e essere autorizzati dall'autorità marittima. Questo si legge nell'ordinanza appunto che vieta il passaggio del ponte pedonale di Caletta Genovesi.
Andiamo avanti e passiamo ora allo Sorai. Sono ripresi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di alcune strade urbane. Lo fa sapere il comune con una nota e annuncia che dopo aver asfaltato i sensi unici di via Sardegna e via Nuoro, che non venivano bitumati da diversi lustri, si è ripartiti con i lavori sulle vie Dante, Satta, De Murtas e Repubblica Manzoni. Particolare attenzione è stata rivolta ai nostri bambini e ragazzi, dice il sindaco Cesare Mannini. Nella scuola materna è stato realizzato un marciapiede a protezione dell'ingresso dalle autovetture, qui infatti si verificavano parcheggi selvaggi. Alle elementari è stato anche allargato il marciapiede di via De Murtas, dotandolo di transenne di protezione, sulle quali sono stati installati dei pannelli con immagini del territorio e richiamo al sito promozionale Visit Lo Sorai. Stesse barriere sono state installate lungo il percorso pedonale di nuova realizzazione che si sviluppa su tutta la via Repubblica fino al marciapiede della biblioteca. Un percorso, continua Mannini, che adesso consente a tutti i pedoni di transitare in sicurezza in un'area ad elevato traffico e dove si concentrano scuole, la piazza, il parco giochi e il campetto, garantendo inoltre il decoro dell'area e la promozione del nostro territorio con immagini significative. Andiamo avanti, c'è una raccolta alimentare domenica 29 settembre a Tortolì, si chiama la Cesta delle Vincenziane, organizzata dalla parrocchia Sant'Andrea Apostolo e il gruppo di volontariato vincenziano Santa Lucia di Tortolì. L'appuntamento è domenica 29 settembre dalle 9 alle 13 con la Cesta di San Vincenzo, una raccolta alimentare che si terrà nel piazzale Multipiano in via Monsignor Virgilio. In caso di maltempo ci si trasferirà nel salone parrocchiale di Sant'Andrea. Spiegano gli organizzatori che tutto ciò che sarà raccolto verrà distribuito alle persone in difficoltà della nostra città. Chiudiamo con un evento, passiamo ora a Triei, come ogni anno in onore dei santi patroni Cosma e Damiano. Si terrà la gara di poesia in sardo, l'appuntamento è il 28 settembre presso la piazzetta comunale a partire dalle 21:30. Ci sarà Bruno Agus, Dionigi Bitti e Diego Porcu, accompagnati dal tenore di Santu Lussurgiu. L'appuntamento quindi con la gara estemporanea di poesia sarda sabato 28 settembre dalle 21:30 a Triei. E con questa notizia chiudo il notiziario di oggi e vi do appuntamento come sempre a domani 9:30 circa con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.